Sergio Papa sarà giudicato in assise il prossimo 4 luglio. Dietro a questa porta, delle aule al primo piano del Tribunale di Treviso, il giudice per l'udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la tesi del pubblico ministero Davide Romanelli sull'unico indiziato per il doppio delitto di Cison del 1° marzo dello scorso anno. Per l'accusa il 35enne quel giorno avrebbe commesso il duplice omicidio della 69enne Anna Maria e del 71enne marito Loris Nicolasi, trucidandoli nella loro casa della frazione di Rolle con una roncola. Loris è stato colpito più volte nel cortile di casa dopo una violenta lite, la moglie uccisa probabilmente mentre cercava di dare l'allarme. A Papa viene anche contestato il tentativo di distruggere il cadavere del 71enne, ritrovato cosparso probabilmente di carburante. Dentro la casa, in cui il 35enne si sarebbe introdotto per rubare, Papa avrebbe sottratto 2 passaporti. Poi si sarebbe impossessato anche delle chiavi dell'abitazione e quelle della macchina dell'anziano, che però non è mai stata usata dopo gli omicidi. Ecco la vicenda ripercorsa dalla pubblica accusa, mentre la difesa dell'avvocato Alessandro Nava ne ha contestato l'unica prova indiziaria, ovvero il DNA di Sergio Papa sotto le unghie della donna uccisa. Non vi è nulla che riconduca a lui tranne che appunto la traccia di DNA sulla quale peraltro abbiamo motivo di ritenere che sia stata anche lì troppo superficialmente stata considerata, diciamo così, un elemento fondamentale. Avvocato che contesta come le indagini di fatto si siano svolte a senso unico. Ritengo che la vicenda si sia orientata poi immediatamente nei confronti dell'unica pista ritenuta possibile, ma che sostanzialmente era la più semplice, la più facile, quella che non ha necessitato ulteriori accertamenti, giacché il fascicolo del pubblico ministero è formato unicamente da atti che sono stati immediatamente orientati nei confronti del mio assistito. Nel pomeriggio la decisione del giudice, che ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, fissando la prima udienza del processo il 4 luglio prossimo per le accuse di doppio omicidio volontario aggravato, tentativo di distruzione di cadavere, furto e incendio, per le quali ora il 35enne Sergio Papa rischia una condanna a 2 ergastoli.